all'atteggiamento della Commissione sulle questioni trasversali che toccano l'agricoltura europea e anche italiana si somma anche per la filiera del tabacco un atteggiamento discriminatorio, ideologico. Si pensa di poter combattere il tabagismo attraverso l'eliminazione della coltivazione del tabacco in Europa. È veramente un gran paradosso, una coltivazione che in Europa è cresciuta in termini di innovazioni, in termini di quelli che sono le qualità e le caratteristiche sia dal punto di vista delle buone pratiche del lavoro, sia dal punto di vista delle buone pratiche agronomiche, sono ineguagliabili, quindi è inspiegabile. Tutto questo approccio porterebbe solo a importazioni di tabacchi da altri paesi extraeuropei che non hanno gli stessi standard qualitativi. Noi lo possiamo consentire. E poi chiude la Commissione con una proposta discriminante che vuole aumentare la fiscalità sul tabacco. Questo sicuramente, abbiamo visto già negli anni passati, porterebbe maggiore illecito, una crescita incredibile del contrabbando che girerebbe per l'Europa e nel mondo. È inaccettabile. La lotta al tabagismo va fatta, ma non in questo modo.